Rieccoci insieme, cari telespettatori, con il nostro ospite, il nostro esperto Luigi Sposato, presidente di Aerointerim SpA. Grazie di essere qui con noi. Grazie per l'invito. Che periodicamente deve occuparsi anche degli affari di lavoro, delle questioni relative al mondo del lavoro. Quindi ormai noi siamo abituati che diamo aggiornamenti periodici ai nostri telespettatori, cerchiamo di approfondire questo tema che è uno tra i più importanti, tra i più gettonati. Tra le preoccupazioni maggiori dei cittadini sono la sicurezza e i soldi, soldi, sicurezza e lavoro, e dopo naturalmente c'è la salute, però lì vabbè ben poco si riesce a fare. Allora, per quanto riguarda il lavoro, al centro dell'attenzione è questo benedetto Job Act, vedere se ha sortito risultati. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, che i numeri non sono reali, non attendibili, è solo stato un momento, una parabola. Adesso vedremo insieme. Lei stesso aveva fatto delle previsioni poco prima delle festività natalizie, che conferma, le riprendiamo in considerazione. E poi c'è adesso la questione appunto attuale dei licenziamenti nel pubblico impiego a causa dei fatti gravissimi che non hanno ragione d'essere, per chi ha ancor più, come ci scrivono molti, chi ha un posto fisso, sicuro e strasicuro con una buona retribuzione come il dipendente pubblico che lavora ai servizi del cittadino, non può sognarsi di fare quelli che nel privato manco simultaneamente andrebbe a immaginare, perché le ripercussioni possono essere immediate. E quindi anche qui l'estensione, è caso di farla, è già prevista, come dice il sindacato, la Camusso dice le norme per licenziare i furbetti ci sono già, basta applicarle. Sembra che qualcosa ai furbetti del comune di 4 licenziamenti. Esatto, abbiano fatto 4 licenziamenti, per carità, a Sanremo, però tanto se ne scoprono sempre di più, quindi vuol dire che tutto sommato il timore di rimetterci il posto è molto labile, molto poco sentito. Abbiamo visto i vigili, quelli di Roma, tanto più. Allora, partiamo però dal primo tema, quello di attualità. Questo Job Act, per quel che riguarda lei come presidente di una società, per spiegarci, di lavoro interinale, così la capiscono tutti, perché se è una fornitura di lavoro temporaneo e tanti dicono cosa state parlando. Che cosa dice? È funzionato oppure no? E quindi a voi le cose stanno andando peggio oppure meglio? Perché questo è un po' l'ago della bilancia. Ma, no? allora c'è stata sicuramente c'è stato un miglioramento della situazione economica in generale nel 2015. Questo, come abbiamo già detto in tante occasioni, grazie a un euro meno forte rispetto al dollaro, al costo del petrolio più basso, al quantitative easing che la Banca Europea ha immesso sul mercato, quindi liquidità nei mercati degli stati componenti dell'Unione Europea, e grazie anche all'esportazione delle nostre aziende. Diciamo, quindi ci sono tuttora dei miglioramenti sicuramente, d'altronde le crisi economiche sono cicliche, quindi siamo in una fase in cui sembra che ci sia un miglioramento dell'economia in generale del nostra. Naturalmente noi ci siamo agganciati a questo miglioramento di clima generale internazionale, ci siamo agganciati, siamo però diciamo la ruota di scorta del carro, perché comunque abbiamo avuto dei miglioramenti, ma sicuramente marginali rispetto a quelli di altri paesi. Se consideri che la Spagna prevede un PIL del 2,7%, noi prevediamo un PIL, se va bene, lo 0,9%, quindi ci sono dei segnali di miglioramento in generale dovuti all'export, perché le nostre imprese nel mondo sono apprezzate. Quindi, fermo restando questo, il Job Act a cosa è servito? È servito principalmente per sanare delle posizioni non genuine. Io ho usato un termine forte di condono, nel senso che le aziende che avevano dei lavoratori che avevano dei contratti diciamo non del tutto regolari o al limite della regolarità, e hanno avuto la possibilità di sanare questa posizione, sanandola usufruendo di un incentivo di più di 8.000 euro. Quando si fa un condono edilizio, condono fiscale, chi è in torto paga per sanare le proprie posizioni. Nel caso specifico i contribuenti, noi abbiamo aiutato le aziende a sanare la loro posizione. Questo vale per un 40% di quelli che sono stati contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti che si sono generati. Quindi noi abbiamo visto anche gli ultimi dati dell'INPS di ieri, dal gennaio al novembre un aumento di questi contratti a tutele crescenti. Poi vedremo se sono tutele crescenti o precarietà crescenti o rischi crescenti, magari ne valuteremo tra un attimo. Vi è da dire che gli incentivi di 8.000 euro valevoli per 3 anni andavano a appannaggio di quelle aziende che assumevano lavoratori a tutele, quindi a tempo indeterminato tutele crescenti, entro il 31/12/2015.
Cosa significa? Significa che per 3 anni le aziende che hanno assunto entro il 31, entro quella data, usufruiranno di questi 8.000 euro all'anno di sgravio, per 3 anni. Dal 1 gennaio 2016 per i prossimi 2 anni questo incentivo scende a 3.240 euro, un 40% rispetto al 100% l'anno precedente, quindi un incentivo sempre a chi assume a tempo indeterminato per le imprese, non più conveniente come quello di prima. Ora, cosa succederà a giorni? Quando usciranno i dati Istat, perché quelli sono di recente dell'INPS, Certo, sì, come ho sì. detto poc'anzi, il mese di dicembre c'è stato il boom delle assunzioni a tempo indeterminato, di queste trasformazioni, di queste assunzioni. Perché era l'ultimo periodo. Perché è l'ultimo periodo. E quindi adesso sentiremo un boom delle assunzioni a tempo indeterminato dell'Istat nel mese di dicembre, che realmente vi è stato. Il punto qual è? È che si è creata una corsa all'assunzione nel 2015 che porterà e sta portando già nel 2016 a un crollo delle assunzioni. Sta avvenendo infatti in questi giorni un crollo di queste delle assunzioni a tempo indeterminato, perché l'incentivo dei 3.240, che sono il 40%, non è più conveniente rispetto agli 8.000, e comunque se qualcuno lo farà verso fine anno. E quindi c'è un calo. Infatti noi sono curioso di vedere i dati di febbraio su gennaio, che sicuramente attesteranno un crollo delle assunzioni. Per dire il vero, per dirla tutta, stanno avvenendo, c'è qualche assunzione a tutele crescenti che sta avvenendo anche dal 1 gennaio 2016 ed è relativo alla sostituzione di quei contratti di collaborazione a progetto che non sono più validi non era più e quindi qualcuno di questi contratti viene trasformato a tutele crescenti. Ecco, quindi diciamo che sarà molto interessante vedere i primi mesi dell'anno, ma a partire da febbraio, sui dati di gennaio, perché, come ha detto il sindacato, io sono d'accordo, il mese di dicembre, comunque tutto l'anno, è stato dopato con questi incentivi che sono stati messi. Ecco, Quindi un po' io quello mi trovo che... d'accordo con il sì. sindacato sul fatto che potevano essere investiti questi 12 miliardi, perché tale l'investimento dei 3 anni degli sgravi, potevano essere investiti forse in maniera differente alla crescita, allo sviluppo, cosa che secondo me non è stata fatta. Ecco, quindi sostanzialmente, come sostengono alcuni, si tratta un po' di una propaganda che sta venendo, si sta cercando. È una bolla, di fatto c'è stato ecco, quando si dice tutele crescenti, contratti a tempo indeterminato, nell'immaginario collettivo c'è un vantaggio per il lavoratore, quindi di fatto c'è stato qualche vantaggio. Aggiungo, cosa che volevo dire dopo, ne approfitto. Bisogna vedere entro i 3 anni, che dove l'imprenditore può anche lasciare a casa il lavoratore per motivi economici, cosa succederà. Già 2 sentenze che sono già recenti di 2 lavoratori a tutele crescenti lasciati a casa per motivi economici sono stati reintegrati dal giudice perché sono stati ritenuti discriminatori. Perché il lavoratore che viene lasciato a casa per motivi economici, cioè gli viene detto: guarda caro Luigi, devi stare a casa, non posso tenerti più, ti licenzio, ti do quello che ti spetta, l'indennizzo, così come stabilito dal Jobs Act. Allora il lavoratore dice: ma perché lasci a casa me, non lasci a casa la Elena? Mi stai discriminando. Vai davanti al giudice, il giudice ti reintegra. Quindi bisogna vedere cosa succederà in questi 3 anni. Però è stato anche, magari sono gli ultimi assunti, no? Gli ultimi entrati in azienda. Anche Però ecco, anche lì c'è se entriamo nel dettaglio, cosa succede? Succede che se io faccio piatti e bicchieri e ho una linea produttiva di piatti che va bene e bicchieri che non va bene piatti e non va bene bicchieri, io posso lasciare a casa i lavoratori del reparto bicchieri, anche se li ho assunti prima di quelli dei piatti dove va bene. Quindi diciamo il giudice entra nei dettagli e in genere poi reintegra il lavoratore, quindi ci sarà tanta giurisprudenza in questi 3 anni, ne vedremo veramente delle belle, insomma, quindi non è facile così poi liberarsi del lavoratore, così come viene detto, attraverso l'indennizzo, non è così semplice. Ecco, ma secondo lei questo Jobs Act, che comunque ricordiamolo è costato tantissimo, 12 miliardi in 3 anni, e ha portato molto meno di quello che è stato il costo effettivo, vero è che se ci sono state delle assunzioni, per carità, questo è di aiuto, però vuol dire che di fatto è un appalesare che per l'imprenditore
l'acquisire un lavoratore è un costo troppo alto, il mantenerlo anche è un costo troppo alto, quindi questo è un discorso che si continua a fare, quindi una tassazione troppo alta in capo al lavoratore e un guadagno basso per il lavoratore, perché poi il lavoratore non riesce neanche se no a sopravvivere, perché parliamo con questi lavoratori neoassunti, cioè diventa un po' ridicola la questione. Vuol dire che c'è un problema sempre a monte che non è stato risolto, che non si può risolvere con un'iniziativa una tantum. Peraltro noi non possiamo neanche competere con stipendi di cinesi piuttosto che dei cileni o quant'altro, o di chi va a lavorare all'estero. Noi non possiamo competere con quelle, non dobbiamo noi dobbiamo rendere le imprese più competitive, i lavoratori più performanti, cioè dobbiamo puntare allo sviluppo, non al ridimensionamento. No, ma il fatto è questo, che tra l'altro siccome molte aziende... È questo che il sindacato critica. Certo, sì. Se molte aziende del territorio per poter crescere non devono basarsi solo sull'export, ma anche sui consumi interni. Se diamo vita a tutta una schiera di lavoratori che non consuma internamente perché non ne ha, viene da sorridere, perché a questo punto noi sappiamo che comunque i cinesi hanno un consumo legato al loro mondo, per carità adesso alcuni si sono arricchiti, quindi incominciano a vivere, ma si sono arricchiti e non pagano tra l'altro le tasse, bisogna capire come pagano le tasse questi cinesi, con società che scompaiono eccetera, ma lì si apre un altro mondo, per cui bisogna creare una categoria di anche giovani lavoratori eccetera in grado di consumare, perché le imprese continuano ad esistere, no? Sì, e qui non si può non accennare al discorso della situazione che c'è, in cui continua a esserci una prudenza da parte anche dei risparmiatori che magari qualche soldo ce l'hanno, delle imprese che potrebbero investire ma sono prudenti. C'è una situazione di prudenza, personalmente da cittadino credo che questa prudenza derivi da una scarsa fiducia nelle istituzioni. Quindi di base si torna a questo discorso. Ma sì, perché per esempio... Chi dovrebbe fare le proprie cose non le fa in modo efficace. Io faccio l'esempio anche di recente, è ritornato alla ribalta il discorso dello stipendio del barbiere della Camera, che è stato ridotto lo stipendio, lì è stata impugnata la riduzione, perché 90.000 euro sono pochi per un barbiere, rispetto ai 140.000 che prende, 120.000, adesso è stata impugnata, anche lì non se ne farà nulla dal 2018, allora il cittadino... ormai è disincantato, non possiamo più raccontargli la storia dell'orso, lui è abituato a vedere le cose concrete, cioè il cittadino è abituato non più a basarsi su quello che si dice, ma su quello che vede che viene fatto o non viene fatto. Allora, non viene fatto, è questo che secondo me crea instabilità, prudenza da parte del cittadino, del risparmiatore, dell'impresa. Diciamo che dal punto di vista della fiducia, che si parlava tanto di fiducia, personalmente non ho visto negli ultimi mesi tutta questa grande fiducia verso le cose. Quando parlano di fiducia non la vedo, e ci vedo gente sempre più disoccupata, gente che non va a cercare più lavoro, quindi è proprio non cerca lavoro, e questo probabilmente aumenta anche aiuta anche a evidenziare che l'occupazione aumenta o la disoccupazione diminuisce, perché la gente non cerca più. Quindi c'è una situazione generale, e sono anche un po' preoccupato di quello che sta avvenendo adesso a livello politico con l'Unione Europea. Questa posizione infatti può danneggiarci, perché non è compresa bene la politica che sta attuando Renzi, perché da un lato ci stiamo scagliando addosso le ire dell'Europa, anzi ci hanno proprio si sono coalizzati, hanno trovato una loro unione contro di noi, però dall'altra la responsabilità è a livello istituzionale e politico, si può dire così. Preoccupa il mondo del lavoro, può essere un fattore di preoccupazione per il mondo del lavoro questo? Ma io non credo, perché da un pezzo che sostengo che le decisioni politiche che vengano adottate, quelle politiche, non viaggiano su un binario diverso dall'economia reale. L'economia reale può essere aiutata o meno attraverso i flussi di denaro che la Banca Europea mette in campo, però a livello di diatribe, a livello proprio puramente politico non credo questo vada a danneggiare nessuno.
E io credo, se posso fare una valutazione politica, che l'errore è stato fatto qualche settimana fa, non più di qualche settimana fa, nell'essersi messi contro la Merkel per quanto riguarda aspetti di carattere economico, ma anche per quanto riguarda i discorsi energetici, e mi riferisco al flusso di gas che viene dalla Ucraina, che passa dalla Germania, e quindi noi ci troviamo a dover avere non solo l'Ucraina ma anche la Germania, che da un momento all'altro potrebbe mettere in discussione le nostre risorse energetiche. Io credo che lì Renzi abbia fatto bene a impuntarsi, a far emergere questa cosa, perché noi non possiamo dipendere da un competitor, perché la Germania è un competitor. Certo. Ha fatto bene, però dal punto di vista politico è stato sbagliato, perché obiettivamente tutti questi grandi risultati non ci sono stati, insomma, non vediamo tutta questa grande ripresa che c'è, se non un minimo. E Renzi ha usufruito sempre dell'avallo della Merkel, di Juncker, tutti quanti dicevano bravi, andate avanti, quindi lo hanno aiutato parecchio, anche in un'ottica di credibilità interna, a fronte di risultati francamente, insomma, non del tutto straordinari, quindi secondo me ha fatto male a mettersi contro, perché a meno che, dico, nei prossimi mesi non ci sarà un reale miglioramento della nostra economia, e allora sì che abbiamo le carte in regola per battere i pugni sul tavolo. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un premier che non è stato legittimato dal voto diretto del popolo, quindi questo conta all'estero. Tu chi sei? Chi rappresenti? Rappresenti i politici o rappresenti lo Stato? Ecco, sono cose che sembra che non siano importanti, in realtà sono, e uno è più credibile quando ha la legittimazione da parte del popolo, ha risultati concreti dal punto di vista economico, dal punto di vista della credibilità politica, cosa che secondo me ancora non abbiamo, ecco, quindi nonostante tutti i tentativi di Renzi, che ci mostrano buona volontà, insomma non abbiamo, quindi secondo me non è stata una bella mossa, anche se a mio avviso è giusta quella di mettersi contro la Merkel, e questo ha generato di conseguenza anche le situazioni attuali, ecco. Ritengo che sia sbagliato comunque mettersi in contrapposizione, perché noi abbiamo bisogno comunque dell'Europa, nel senso che è inutile mettersi contro. Forse non quello che non piace a Renzi, che tende a dare un po' le sue indicazioni ben precise in modo tra virgolette non eccessivamente democratico, è il fatto di avere delle imposizioni o di essere controllato a vista, come anche rappresentando un certo paese, dall'Europa stessa, no? E dai diktat della Germania, perché ci stanno nuovamente dicendo non state facendo i compitini. Ci hanno dato il contentino, bravo, stai facendo bene, bravo, non ti preoccupare. Ma quando vai a toccare e cerchi di muovere le cose poi vere che contano, che riguardano quindi scelte politiche, per esempio verso gli immigrati, l'immigrazione, a quel punto tu vai a toccare l'interesse di altri, e gli altri cominciano a chiudere le porte. Quindi finché si tratta di darti il contentino, la caramellina, diciamo, sei bravo, una pacca sulle spalle, bravo bambino, fai bene il compitino, quando questo bravo bambino vuole diventare adulto deve dimostrare con i fatti. È un po' il bambino che vuole diventare di essere adulto nei confronti dei genitori, deve dimostrarlo con i fatti di essere, non prendendo solo le caramelline. Quindi noi non siamo ancora diventati adulti. Perché? Perché non abbiamo una situazione socio-economica tale che giustifichi questo, perché i risultati che ci sono al momento, secondo il mio punto di vista, non sono particolarmente interessanti. C'è un minimo di ripresa, ma secondo me è dovuta a una situazione internazionale, non a scelte politiche. Chiarissimo. Allora, riflettiamo un po' su questo, poi entriamo anche nell'ambito della legge di stabilità, perché quello è molto interessante, vedere se c'è stato qualcosa che è balzato a voi agli occhi, che quindi è bene portare attenzione al pubblico, e poi naturalmente anche del pubblico impiego, del discorso dei licenziamenti, dei cosiddetti furbetti, chiamiamoli così. Pubblicità, pochi secondi.